Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vi propongo subito una nuova partita interessante giocata pochi giorni fa a Barcellona, o meglio in provincia di Barcellona, che vede di fronte due giocatori molto quotati nel panorama scacchistico spagnolo, ossia il maestro File dall'alto dei quasi suoi 2400 punti Aaron Alonso Garcia e il fortissimo grande maestro cileno residente in Spagna Vázquez Rodrigo. Per chi non conosca il Nero, vi racconto questo aneddoto. Lui è riconosciuto, è conosciuto anche come uno dei più forti giocatori del panorama scacchistico online, con il suo nickname Castorsito. La partita inizia così, siciliana. Vázquez con il Nero è un esperto, ha scritto anche parecchi libri con l'apertura siciliana e quindi molto difficile sorprendere. Di 4 per il bianco, siamo proprio nella linea principale. Cavallo F6 attacca il pedone centrale che dopo che verrà difeso il Nero decide di giocare a 6 e qui siamo nel pieno dell'apertura siciliana, probabilmente variante Najdorf. Diciamo che il Nero ancora può deviare tra un E6 che porterà alla posizione principale della Najdorf, un E5 e chissà a volte, ma veramente raro, anche una possibile G6. Dipenderà un po' come giocherà qui il bianco, che gioca F3. F3 è una mossa che direi un po' impegnativa ma anche logica, perché nella siciliana è abbastanza frequente per il Nero cercare di rompere al centro con la spinta del pedone D5 e quindi se il Nero fatto già D6, far D5 potrebbe essere un po' più difficile. È chiaro che qualora il Nero riesca a fare D5 con un pedone in F3, la sua apertura del centro sarebbe senz'altro favorevole. Se la partita andasse in questo modo, fate attenzione perché non è una sequenza di mosse ottima per il Nero. Diciamo che il Nero, se raggiungesse questa posizione, sarebbe più che soddisfatto. Per quale motivo? Perché questa diagonale diventa un piccolo obiettivo per la conquista dei pezzi neri. Tra l'altro questa spinta in E5 darà porterà un pedone fisicamente lì al centro della scacchiera e il Nero può soltanto essere soddisfatto. Purtroppo la controindicazione di questa posizione è che questo tempo perso nel fare D6 D5 potrebbe essere la semplice E5 e qui diciamo che il bianco più che contento, soddisfatto, perché conquista spazio, successivamente potrà sostenere il suo forte pedone che ha raggiunto la metà scacchiera col pedone in F4 e allora questa è una posizione da evitare per il Nero. Vázquez decide di giocare donna B6. Donna B6 potremmo interpretarla così: mossa attiva, sorprendente, che cerca di giocare subito su questa diagonale che si è indebolita dopo la semplice F3. Alfiere C4, cavallo C6, il cavallo al centro della scacchiera è sotto attacco e qui il bianco decide di cambiarlo per poi ottenere una posizione del genere. Quando da bianco affrontate la siciliana e posizionate un alfiere in C4, il più delle volte questo alfiere ripiega in una casa un po' più solida, più utile, quale B3. Perché l'alfiere in B3 si trova bene? Perché chiude l'iniziativa del Nero sulla colonna e quindi in questa posizione il bianco, tra le tante possibilità, potrebbe anche avere quella di arroccare lungo. E se è giocata da Vázquez, donna E2, e l'idea potrebbe essere alfiere 3, scacciare la donna e quindi poi lì è il bianco che deciderà se arroccare corto oppure arroccare lungo. Donna C7, alfiere F4 e cavallo D7 e porta a questa posizione. Il cavallo da D7 voleva saltare allegramente in una di queste case, probabilmente in C5, con l'obiettivo di cambiare l'alfiere. Perché il Nero vuole cambiare l'alfiere? La coppia degli alfieri che eventualmente resterà in gioco per il Nero permetterà al Nero stesso di provare ad aprire la posizione centrale. La partita continua con alfiere 7, donna D2. Prima o poi vogliamo sfianchettare, o meglio, non è un vero e proprio sfianchettamento, però vogliamo rimuovere l'alfiere avversario dal centro della scacchiera. E l'altra idea è che dopo un possibile arrocco lungo, la donna, la torre, eventualmente l'alfiere convergono sulla casa di 6 che diventa un target. Cavallo E5 è una mossa interessante. Qualcuno dirà: beh, io ti mangio, ti rovino la struttura e poi vedremo. Intanto dal punto di vista strategico qui il bianco può essere soddisfatto. Come continuerebbe il Nero? Il Nero in questo caso ha delle mosse molto utili, quali anche alfiere H4 in questa posizione sarebbe una mossa molto utile perché provocherebbe un'ulteriore spinta di pedone che
e va d'accordo con la strategia del nero. La coppia degli alfieri corrisponde sempre l'apertura del centro. Qui il centro è abbastanza aperto e un obiettivo del nero potrebbe essere quello di avere il controllo totale oppure più che parziale delle case nere. Una donna in E7, per quanto possa star male, sembra una posizione abbastanza scomoda per la propria regina e comunque, come vedete, controlla abbastanza le case nere. Un altro piano potrebbe essere anche questo: silenziosamente gioca H6, l'alfiere passa in G5 e controllerò questa diagonale che, unita all'altra diagonale, come vedete anche dal punto di vista visivo, controlla queste linee rosse, la forza del controllo delle case nere. Dopo cavallo E5, arrocco corto per il bianco, arrocco per il nero e rima C4 con magari alcune idee tattiche, quali quelle di fare C5 per il bianco, sfruttando il fatto che qui si è creata un'inchiodatura che magari prima o poi si riesce a sfruttare. Il nero risponde subito in C5 senza pensare molto, dopo torre D1, torre D8. Donna F2, il bianco vuole preparare qualche attacco sul lato di re. Come vedete, la posizione del cavallo in E5 è abbastanza comoda ma anche abbastanza forte, perché in futuro potrebbe aiutare la difesa posizionandosi in G6. Quindi se la donna va in C3 e il bianco riesce a giocare alfiere H6, il cavallo lì in G6 difenderà tutto. L'altro piano potrebbe essere puntare all'occupazione della casa centrale. Anche questa è una manovra tipica. Come vedete, dopo l'apertura il bianco ha perso il controllo della casa D4 e la casa D4 si trasforma in una casa di occupazione di un pezzo leggero. Alfiere B7, torre D2 e a questo punto, dopo H6, il raddoppio delle torri del bianco. Alfiere G5, mossa molto bella che definisco, ok, mossa da professionista, perché prima ho parlato tanto, ho detto quanto forte è la coppia degli alfieri, però quanto è forte il controllo delle case nere del nero dopo un possibile cambio? Tantissimo, perché se il bianco cambiasse, il pedone va verso il centro e l'idea potrebbe essere o manovrare di qua, oppure manovrare per l'occupazione dell'altra casa. Quindi, come vedete, questa casa F4 è abbastanza controllata. In caso di donna G3, io da nero direi che potrei giocare probabilmente anche F6 oppure donna E7 e poi iniziare tranquillamente la manovra in cui il cavallo del nero raggiungerà facilmente un'ottima collocazione. La partita prosegue, alfiere G5 per il nero, donna G3. Il cambio in F4 avviene e quindi cavallo G6 preparando la progressione col cavallo che salta in F4. Cavallo C3 per il bianco, il cavallo in F4 del nero sta benissimo, preparerà in futuro magari qualche manovra in cui la donna potrebbe fare un giro del genere o comunque una possibile rottura con F5. Il bianco, c'è da dire, apro una parentesi, che il nero è in grado di fare F5 quando la posizione è ben definita e chiusa. Mi spiego: se in questa posizione il nero giocasse F5 probabilmente potrebbe dare anche controgioco al bianco, perché seguirebbe la cattura. Il bianco, diciamo, finché non chiude la posizione non deve temere F5, ma in questo momento un'altra idea del nero è cercare di occupare e raggiungere la casa D4 dove il cavallo nero starà benissimo. Cavallo D5 sulla scacchiera, alfiere cattura, cattura e adesso sì che F5. Il centro è chiuso, come vedete diciamo il pedone in D5 chiude la diagonale dell'alfiere, il cavallo del nero adesso è molto più forte di questo alfiere bianco in gioco. Donna H4, re H7 e dopo alfiere C2 ci sono delle piccole minacce tattiche. Il pedone F5 va difeso, la torre difende tutto, il re bianco decide di spostarsi e questo è il momento di trovare un piano. Un piano per il nero potrebbe essere la progressione del pedone E, quindi cercare di creare un pedone libero che con facilità il nero potrebbe creare adesso o anche in futuro, e mentre da parte del bianco il bianco deve cercare di complicare il gioco. Gioca G4, G4 effettivamente è una mossa abbastanza attiva che purtroppo per lui viene neutralizzata in modo abbastanza semplice, perché dopo G6 l'idea di giocare 4 potrebbe essere un po' più forte, così come giocare 4 in una condizione più sicura, magari gioco la donna in G7 oppure donna in 7, ti provo a cambiare le donne a poco, mossa dopo mossa provo a progredire.
cattura in F5, riprende, torre G1, controllo totale, almeno in questo momento, della colonna G, e chiaramente non è possibile reagire con torre G8 per via di alfiere per F5 con vittoria a seguire del bianco. E quindi il giovane maestro fide spagnolo gioca su questa idea, mentre l'esperto grande maestro cileno Vasquez Rodrigo gioca Don E7 provando a cambiare le donne. Ovviamente un possibile finale del genere porterà delle posizioni facili per il nero. Questo è un alfiere cattivo e lo sarà un po' tutta la partita perché ha tanti pedoni sul suo colore, quindi tanti pedoni sul suo colore vuol dire che ci sono tante diagonali chiuse. Come continua il nero in una situazione del genere? Probabilmente potrebbe anche ambire nel giocare un finale di pezzi leggeri, perché se questo cavallo è più forte di questo alfiere non deve avere alcun timore nel provare a cambiare le torri. Quindi ad esempio un torre G7, cambio una torre, poi successivamente, quando mi assicuro che il pedone F5 resterà difeso, magari portando il re in F6, potrei provare anche a cambiare la seconda torre. Ok, Donna E7 giocata, Donna G4, tema tattico, minaccio alfiere per F5 con vittoria a seguire, e Re H8. Adesso qualcuno dirà, beh, adesso F5 non è più difeso, me lo mangio, vediamo che succede. E purtroppo questa donna, come vedete, nonostante sia in coordinazione con la torre, non ha tante case. Torre G8 punisce il gioco spregiudicato del bianco, perché H5 è sotto controllo del cavallo, H3 è lo stesso, e la casa H4 da lontano è controllata dalla donna, quindi la donna bianca è in trappola e qui non resterebbe altro che fare giocare alfiere G6, ma dopo il cambio la posizione è totalmente persa. Quindi donna G3 giocata, torre G8 e adesso è il nero che conquista l'iniziativa che cercherà di portarsi mossa dopo mossa. Adesso, come vedete, qui ci sono dei piani in cui i pezzi neri sono coordinati sulla colonna G e le minacce di matto sono nell'aria. Torre F2, e qual è il piano vincente? Il piano vincente è cercare di portare un pedone qui, così come è venuto in partita, la cui idea, adesso vi propongo una mossa, la cui idea è creare questa situazione di matto. In questa posizione una mossa come donna G2, che chiaramente sotto il controllo della torre della donna bianca, è fortissima, perché io catturo pedone per scacco, il re si sposta, e qui c'è un tema di matto che si crea dal nulla coordinando questi tre pezzi. Quindi questa è la reale minaccia del nero. Il pedone bianco diciamo può impedire questa avanzata giocando H3, ma in realtà è tardi, perché dopo cavallo H5 si vuole entrare in G3 e dopo re H2 che evita l'ingresso del cavallo in G3 e per certi versi neutralizza donna G3 perché il re va in H1 ed è tutto sotto controllo, o meglio si sta peggio, però per qualche altra mossa non avremo problemi. E dopo re H2 è stata giocata la silenziosa donna F4. Tempo fa parlavo con Christian e si parlava di quanto possa essere difficile vedere delle mosse corte all'interno della scacchiera, soprattutto mosse di donna, perché è molto facile immaginare che la donna possa controllare queste tre case, quindi questi ingressi li teniamo sotto controllo, però a volte potrebbe anche sfuggire una mossa silenziosa come donna F4 che porta all'abbandono. Se re si spostasse arriva a cavallo G3 con doppio e matto a seguire. Rivediamo la partita. Quindi un'apertura Najdorf dove il bianco decide di giocare alla linea con F3 e quindi donna B6 cerca di indebolire e creare delle minacce subito sulle case nere. Cavallo C6 per il nero, arriva un cambio e a questo punto alfiere B3 creando la tipica manovra che un alfiere in C4 vuole creare dopo l'apertura. E6 donna E2 e a questo punto il nero gioca una mossa molto affascinante perché questo cavallo torna indietro, vogliamo cambiare l'alfiere e quindi cavallo A4 lo impedisce. Alfiere 7, donna D2 e come vedete, magari posso integrare quanto dicevo prima, la Najdorf, comunque queste linee della siciliana sono linee molto complesse dove c'è parecchio da manovrare. Non sono le tipiche posizioni dove si scaturisce un attacco vincente comunque da una parte o dall'altra o si crea della tattica, ma sono posizioni dove il giocatore esperto, quindi in questo caso il nero, come avete visto ha manovrato abbastanza. Ha giocato in questa posizione alfiere G5 con l'obiettivo di conquistare e aumentare il controllo delle case nere
e poi effettivamente ci è riuscito portando un cavallo in F4. Dopo il cambio il nero sta decisamente meglio, è l'unico che potrà creare con facilità un pedone libero, e soprattutto è difficile per il bianco giocare una mossa molto impegnativa come G3. G3 e il pedone G è un pedone dell'arrocco, quindi meno lo muoviamo meglio è. E potrei integrare quanto dicevo prima, perché se qui giocassi G3 purtroppo anche in questo caso la donna è in trappola, il bianco ha una posizione persa. La partita è continuata così, il re si è spostato, torre 8 preparando l'avanzata, e su G4 arrivata a G6. Cambia al centro, torre G1, il bianco prova a prendere l'iniziativa ma viene neutralizzata con donne 7. Ottima mossa da parte di Rodrigo Vasquez, perché dopo re H8 questo pedone, come ricordate, non si può catturare per via della trappola e della limitazione della donna bianca. Donna G3, torre G8, la donna torna indietro e a questo punto prendiamo rapidamente il controllo della colonna. Prima coordinazione donna torre sulla colonna aperta, e a questo punto il pedone H è lì pronto ad avanzare, a conquistare case e andare in coordinazione con gli altri pezzi. Dopo H3 del bianco arriva cavallo H5, a questo punto H2, donna F4, al giovane maestro file spagnolo Alonso Garcia non resta altro che abbandonare. Spero che questa partita vi sia piaciuta, l'ho trovata molto interessante e piena di spunti didattici. Appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!